Eder. Mech. Pallister. A Pordenone, nel parcheggio del palazzetto dello sport dove la loro vita è stata spezzata, è ricomparso un fiore con un biglietto semplice, senza frasi ad effetto. Sono tornati lì i genitori di Teresa Costanza, mamma Carmelina e papà Rosario, per fare quello che possono ancora fare per la figlia e per il suo fidanzato Trifone Ragone. Esserci, in silenzio, nello stesso luogo in cui la sera del 17 marzo 2015 i due giovani furono uccisi a colpi di pistola mentre stavano rientrando in auto dopo l'allenamento. Il periodo delle feste rende tutto più insopportabile. I genitori di Teresa lo dicono chiaramente. Man mano che si avvicina il Natale, il vuoto diventa quasi fisico. Cresce il bisogno istintivo di fare quelle piccole cose che un tempo erano normali, come scegliere un regalo, organizzare una cena, sentire l'agitazione dei preparativi, e che oggi non sono più possibili. L'assenza di Teresa si misura anche in questi gesti mancati, nelle abitudini che non esistono più. Per questo, tornare a Pordenone, deporre un fiore, fermarsi qualche minuto nello stesso parcheggio, ha per loro il significato di una visita a casa della figlia. Non una celebrazione pubblica, ma un momento intimo di memoria, vissuto però in una città che quel delitto non lo ha mai dimenticato. Il ricordo corre inevitabilmente a quella sera di marzo in cui nel parcheggio del Palasport Crisafulli Teresa e Trifone vengono freddati da 7 colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata mentre si trovano nella loro auto. Trifone, militare originario di Adelfia, 28 anni, viene colpito per primo mentre sale sul lato passeggero. Subito dopo viene uccisa Teresa, 30 anni, assicuratrice milanese di origini siciliane, laureata alla Bocconi. L'arma, una beretta calibro 7,65, verrà ritrovata mesi dopo nel laghetto del Parco San Valentino, a non molta distanza da lì. Le indagini porteranno a individuare come imputato Giosuè Ruotolo, ex commilitone di Trifone, originario di Somma Vesuviana. I processi di primo e secondo grado si concludono con la condanna all'ergastolo, poi confermata dalla Cassazione nel gennaio 2021, che rende definitiva la sentenza. Per i giudici è lui l'autore del duplice omicidio, maturato in un contesto di rabbia, gelosia e rancori sedimentati. Successivamente sarà rigettato anche un ricorso straordinario, con cui la difesa chiedeva una nuova valutazione alla luce di presunti errori di fatto, chiudendo di fatto il capitolo giudiziario con la conferma dell'ergastolo. Fuori dalle aule però il dibattito non si è mai spento del tutto. Negli ultimi anni avvocati, commentatori e alcuni articoli di stampa hanno rilanciato dubbi sulla tenuta del quadro probatorio che ha portato alla condanna, sottolineando elementi ritenuti fragili o contraddittori e ventilando ipotesi di riapertura del processo o di revisione. In questo clima i genitori di Teresa si ritrovano a leggere, come tutti, titoli che parlano di possibili nuovi scenari e nuove valutazioni sull'omicidio dei fidanzati. La loro posizione però è netta. A chi chiede che cosa pensino di queste voci, la risposta è chiara. Loro non hanno dubbi. Dicono di leggere sui giornali proposte di riaprire il processo e analisi che rimetterebbero in discussione la responsabilità di Ruotolo, ma ripetono che per loro l'autore di quel duplice omicidio è proprio lui. Nelle loro parole non c'è spazio per teorie alternative o scenari misteriosi. La famiglia si aggrappa alla verità stabilita nelle sentenze, dopo anni di indagini, udienze, perizie, interrogatori. Quello che chiedono, più che altro, è che non si perda di vista il centro della vicenda. Una figlia e un ragazzo uccisi senza alcuna possibilità di difesa, una vita spezzata a 30 anni, progetti di coppia mai realizzati, famiglie rimaste a fare i conti con un'assenza permanente. Il ritorno a Pordenone dei genitori di Teresa è quindi qualcosa di più di un semplice gesto simbolico. È un modo per ribadire che, al di là di ogni discussione tecnico-giuridica, la ferita del delitto dei fidanzati resta aperta nella carne viva delle famiglie. Il fiore lasciato in città, nel freddo di dicembre, tiene insieme 3 livelli. La memoria privata di chi ha perso una figlia, il legame con Trifone e con la sua famiglia, e il rapporto con una comunità che in quella vicenda si è riconosciuta, restando colpita dall'efferatezza del fatto e dalla lunga battaglia processuale che ne è seguita. In prossimità del Natale, per mamma Carmelina e papà Rosario, il messaggio è semplice e spietato. Più passano gli anni, più la mancanza di Teresa si sente. Le feste, che per molti sono luci, tavole imbandite e fotografie di famiglia,
Per loro sono soprattutto la conferma di un posto vuoto che nessuno potrà mai occupare. Il fiore deposto a Pordenone è la traduzione in un gesto di una frase che ripetono da anni e che ora suona ancora più vera. La figlia gli manca, più che mai, e continuerà a mancare ogni singolo giorno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.